Il nome di Sassari compare per la prima volta in un antico registro del monastero di San Pietro in Silchi. Si trattava allora di un piccolo villaggio che rappresentava il naturale retroterra della più fiorente Torres, la Turris Libisonis, colonia romana con il suo porto. Poi, nei primi anni 200, il nucleo primitivo crebbe rapidamente. Era costituito da un centro fortificato. Le sue mura c'erano sin dai primi anni del 1200. Vi si aprivano 4 porte, chiuse durante la notte con 2 chiavi, una tenuta dal podestà e una dal pulsulaggiu.
Ecco le vie, le piazze, i palazzi che compaiono in questo nostro filmato. Furono il teatro di una lunga storia di sofferenze, di lotte e di atti di eroismo che hanno fatto di Sassari la città di oggi, con le sue luci e con le sue ombre. Ma è la nostra città e noi le vogliamo bene.